Sos pompieris oie vestan a Santa Barbara, sa santa amparadora de su corpus nazionale, e in sa caserma de Nugoro puru sede de su comando provinciale han avattu vesta, tancande un anno de traballo in tutto su territorio de sa provincia. In sa palestra de sa caserma, su piscamu de Nugoro Mussennor Mose Marcia, annausa missa solenne, presentese su comandante provinciale Fabio Sassu, su prefetto de Nugoro Carolina Bellantoni, sas autoridades civiles e militari de sa provincia, ma bivini puru medas pompierisi in servizio, sar familias, una rappresentanza des assozio nazionale de sos pompieris congedaos e medar cittadinos a testimoniare sa popolaridade de sos pompieris in sas comunidades nostras. Sichin de sa tradizione, sos pompieris han ammaniau una ruca vatta che in sos trastos de su mestieri impreaos pro salvare vidas e azzudare chi est in difficultade. Sa missa est istada occasione pro aumentare impinnu vittiano de sos pompieris in servizio a de die e a de notte. Su comandante Sassu ha faveddau des attividade fatte in quest'anno, sos interventos in tottu su un'istaoso chimbemizza e 872. Sa festa de Santa Barbara est stata vinza s'occasione pro dare sar benemerenzias a sos pompierisi chi si sun distintos in servizio e aumentare sos chi sono mortos facende su doveri soro. Sunt tre sas ordinanzas de custodia cautelare emiter de su GIP de su Tribunale de Casteddu Ermengarda Ferrarese a pustri de sa richiesta de su PM Gaetano Porcu a garrigu de sas personas accusadas de sa tentadavura sa filiale de su Banco de Sardegna de Casteddu su 15 de agosto de su 2016. Un irrobatoriu valliu ma sorbandioso a iana piccare in ostaggio bindichi persones intra impiegaos e clientes. Sos carabinieri de su Comando Provinciale de Casteddu e de su Comando Provinciale de Nugoro hanno arrestato tre persone de Talana. Elia Loi, 32 anni, un allevatore che in sintiri de sas indagini stessia a campo che in su 2016 ha fatto un lavoro in Lanusè, Stefano Arzo, allevadore de 31 anni, o Mauro Cabras, 23 anni, o Connau De Loi, operaio. In sintiri di una conferenza stampa fatta in Casteddu su colonnello Ivan Giorni e su maggiore Michele Cappaia nanau che due persone vestiar de carabinieri sono entrate a sa banca ideadas a securare esor 800.000 euro scogliosi in sa cassaforte. Sordorbandios però abisauso da esa e tre persone a barra di fora pro computarisi che sono de per fugire che sono os allarme fiti su prindes a giustizia. Sos arrestos los han avatos arveschende a oie che in una barantina de militares sas accusa sono de tentadavura a pluriaggravata, porto de arma clandestina, ricettazione e dannoso. Sa questura de Nugoro er de mede impinnata pro prevenire e gherrare contro s'abusivismo commerciale in sa provincia de Nugoro. Su quest'ore Massimo Alberto Coluccia tammania uno scanto servizio sprolisco per sanzionare. De su mese de tribulas su personale de sa divisione polizia amministrativa de sa questura de Nugoro e sos collegas de sos 7 commissarias provinciales han computao 270 esercizios commerciales e strutturas ricettivas a maniera particolare bed and breakfast e agriturismos, registrande prur de 40 violaziones. Sa questura ha collaborao che in Sascom, Confcommercio de Nugoro Zastra, in sa persone de su presidente Agostino Cicalò e de su direttore Gianluca De Riu. Custu a un'ala permittiu de cassare violazioni amministrativas e penales, a s'attera de promuovere su rispetto de sa legalidade che in campagnas educativas appositas pro sos imprenditores de su settore. Cicalò e De Riu hanno donato a sa questura de Nugoro 3 tablet che hanno a consignare a sos operatori impinnaos in sos servizios de controllo de su territorio pro mezzorare sa calidade de custos controllos. Su quest'ore Colucci lis ha donato sos calendarios 2018 fattor da assozio nazionale funzionario de polizia che in sos disinnos fattor da artista nugoresu Alessandro Tamponi. Il cinema dell'Isra in TV è un ciclo di trasmissioni che andare in onda in Tele Sardegna, Videolina, Canale 40 e Super TV per mostrare la produzione cinematografica dei suoi ultimi 30 anni dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, un'azienda unica che in documentaristas che hanno contato in sarmazzines sul momento più importante delle comunità, sur documentarios, sur film curzos, sur film di animazione prodotti da Isra si possono vedere cada lunisi a San 9 de 0.
Questo zero in Tele Sardegna, Super TV e Canale 40 è andata in onda su docufilm Descrizione di un matrimonio de Gabriele Palmieri fatto in su 1986 e durata 46 minuti. Su film la nazirao in serdiese, Pacardies prima e Pacardies a pustir de su coiu più de Duorzovanor de Orosei, surtima chida de maio de su 1986. Videolina invece esatta mandare San Francesco di Lula de Fiorenzo Serra, zirao in su 1976 e accabao in su 1985, chi conta tasormamento sprus importante desa festa de Santu Francisco de Lubula, de sa novena su pellegrinaggio de Sorfideles a Sarbore. In sa schidas invenientese sono in programmazione Giorni di Lollove de Ignazio Vigus e Virgilio Piras, L'arbitro e Bella di notte de Paolo Zucca. Produardiese, Nugo resti stata a capitale de su Brazilian Jiu-Jitsu. S'occasione esti stata a manifestazione The Calling, organizzata da esa Fight Nuoro Academy in collaborazione con s'assozio Sanimo e con su patrocinio della Federazione Regionale Sardegna de Jiu-Jitsu Brasiliano. La navatta a Sappado e domenica in Sexme de Nugoro. Sa punna de questa manifestazione a Sacaliana ha partecipato atletas e amantiosos desa disciplina a ribaorda e totus a Sardegna fitti de presentare questi sport a chi non lo conoscete e collire dinare prosa sozio Unione Brazilian Jiu-Jitsu Sardegna che pone parisi totus as iscolar de Sisula. A sas attividades han appicau parte 70 atletas da esa Fight Nuoro Academy, Area 21 de Casteddu, Sormazzoner de Abasanta, Sardus Brasilia Jiu-Jitsu de Aristanisi, Budo Clan de Tortolì, Batatina Team de Tattari e Martial Arts School de Portuturre. Sos organizzadores sono contento ormanno, so support de atletas a confermata di fattisi che su Brazilian Jiu-Jitsu è una disciplina in crescita adatta a calesisiate edade. Un sport che erdande soddisfazione ermanna a s'attividade desa Fight Nuoro Academy e a sos atletas suoso che in paccos annos hanno vinto meda e podene competere coddu pro coddu che in rivales de livello nazionale e internazionale.